Rubava nella palestra Webfit di Scalo Legnami a Trieste mentre le vittime si allenavano. Triestino arrestato dalla polizia locale che lo ha colto in flagranza ieri. Legge islamica e violenza in famiglia, davanti al GIP il racconto shock dei familiari del quarantenne afghano ora in carcere, accusato di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti e calunnia. Centrodestra in Consiglio regionale favorevole alla proposta di Zaia che vorrebbe Federica vice segretario nazionale della Lega, ma la maggioranza è anche alle prese con il successo di Vannacci. Il Consiglio Comunale approva l'assestamento di bilancio da 16 milioni di spesa corrente e 182 milioni in conto capitale, ok al recinto di Piazza della Libertà, ma l'assenza dei fondi per l'opera scatena la bagarre. E in Consiglio Comunale passa un emendamento di Fratelli d'Italia a favore di chi non è riuscito a iscrivere i figli ai centri estivi del Comune. Dall'assessore però anche un appello contro una truffa. Gioco d'azzardo in forte crescita anche nella nostra regione. Aumentano il giro d'affari, la spesa pro capite e il gioco online che coinvolge e crea dipendenza. I dati del report di Federconsumatori. Verso una decarbanizzazione industriale, Trieste punta all'energia pulita integrata con il trasporto pubblico locale e il progetto Zona Industriale Net Zero che coinvolge 900 aziende. Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Rubava nella palestra Webfit di Scalo Legnami a Trieste mentre le vittime si allenavano. Un triestino ieri è stato arrestato dalla polizia locale. Forzava gli armadietti e rovistava nei borsoni mentre le vittime ignare si allenavano. L'uomo rubava portafogli, orologi e quanto di prezioso riusciva a trovare. La polizia locale di Trieste però ha messo fine alla sua attività criminale. Arrestato un triestino colto in flagranza mentre rubava alla palestra Webfit di Scalo Legnami. Gli agenti lo hanno pizzicato nella giornata di ieri proprio mentre era intento a rovistare fra gli effetti personali di alcuni clienti. L'arresto è il frutto di un'accurata indagine coordinata dal pubblico ministero Andrea Laganga, fatta di appostamenti e pedinamenti. Gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale si sono finti frequentatori della palestra per monitorare il sospettato fino a sorprenderlo con le mani nel sacco. Ora il ladro si trova al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La notizia dell'arresto è stata accolta più che positivamente dagli avventori della palestra, peraltro frequentata anche da diversi appartenenti alle forze dell'ordine. Ah sì, siamo parecchi appartenenti alle forze dell'ordine che veniamo qui ad allenarci e quindi va bene, giusto così, va benissimo. Beh, mi fa piacere che almeno siamo riusciti a fare qualcosa di buono. Direi che l'arresto è stato meritato perché sono cose che non si devono fare. Quando capitano a te dà sempre fastidio e quindi è giusto che venga beccate persone così. Legge islamica e violenza in famiglia. Davanti al GIP il racconto shock dei familiari del quarantenne afghano, ora in carcere, accusato di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti e calunnia. Nuovi sviluppi sul caso del quarantenne afghano arrestato a Trieste in aprile per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata nei confronti della compagna. Pochi giorni fa alle parti offese, la compagna triestina di 40 anni e 3 dei 5 figli minorenni, tutti assistiti dall'avvocato Antonio Santoro, sono state sentite in sede di incidente probatorio dal giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante, testimonianze acquisite per assumere la prova in vista del processo. Durante l'udienza uno dei figli ha raccontato come il padre imponesse la legge islamica, obbligando tutta la famiglia a seguire i dettami più rigidi del Corano. Le parti offese avrebbero poi confermato le accuse del pubblico ministero Ilaria Iozzi. L'indagato è difeso dall'avvocato Ilaria Savarese. Una storia di fanatismo religioso, divieti, imposizioni e violenza protratta nel tempo. Il cittadino afghano avrebbe anche costretto la compagna con la forza a un rapporto sessuale perché accusata di volere altri uomini. Per le forti insistenze del compagno, la donna triestina si era anche dovuta convertire all'Islam. L'uomo ha già precedenti per maltrattamenti e 2 condanne per reati di droga. Lui stesso negli anni passati aveva denunciato la compagna per maltrattamenti, ma gli investigatori non avevano trovato riscontro dei fatti nella versione del quarantenne.
Le successive investigazioni avevano fatto emergere l'inquietante quadro che ha poi portato all'arresto dell'uomo detenuto al carcere del Coroneo, che deve rispondere anche di calunnia, attesa la notifica di chiusura delle indagini e la fissazione dell'udienza preliminare. E sul caso interviene nuovamente l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint. Questo afghano con fanatismo islamico è un'altra delle testimonianze del pericolo che ogni giorno e il nostro paese sta correndo. Ed è per questo che azioni forti come quelle della revoca delle cittadinanze e della rivoluzione che abbiamo proposto dei permessi di soggiorno sono diventati sempre più urgenti e sempre più necessari, a tutela della dignità umana prima di tutto e a tutela del futuro del nostro paese e del nostro popolo. Danneggiamento di motoveicoli in via dei Burlo. La polizia locale denuncia 2 giovani possibili responsabili del reato. L'episodio è avvenuto nella notte fra il 24 e il 25 aprile appunto in via dei Burlo. I giovani sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. In alcuni frame registrati attorno alle 3 del mattino si notavano 2 individui che spingevano a terra i mezzi prima di allontanarsi in direzione via Lazzaretto Vecchio Riva Grumula. L'analisi di ulteriori telecamere lungo il presumibile percorso seguito dai 2 aveva consentito agli investigatori di isolare alcuni elementi distintivi e relativi ad uno dei 2 giovani, un dettaglio ritenuto significativo che ha poi orientato le successive verifiche facendo convergere l'attenzione su un possibile autore del danneggiamento. L'attività investigativa è comunque proseguita fino alla completa identificazione anche del secondo ragazzo. Il centrodestra in Consiglio regionale accoglie positivamente la proposta di Luca Zaia, ovvero destinare Massimiliano Fedriga al ruolo di vice segretario nazionale della Lega, ma sempre all'interno della maggioranza ci si interroga sul ruolo di Roberto Vannacci. Credo che la capacità, l'esperienza politica amministrativa di Massimiliano Fedriga giustificano un ruolo che sia veramente operativo e non formale. Il capogruppo leghista in Consiglio regionale Antonio Calligaris non nasconde la propria soddisfazione in seguito alla proposta avanzata da Luca Zaia di destinare a Massimiliano Fedriga il ruolo di vice segretario nazionale della Lega, suggerimento accolto positivamente in maggioranza dal consigliere forzista Michele Lobianco. Avendo avuto chiaramente una grande esperienza politica nazionale, quindi è una scelta quasi naturale, mi viene da dire, laddove io sono di Forza Italia, quindi non entro ovviamente nelle gestioni altrui del partito, la ritengo una scelta assolutamente oculata e direi anche vincente. Insomma. L'opposizione su questo argomento sta alla finestra, non senza ricordare, lo fa il capogruppo PD Diego Moretti, che al momento il Carroccio deve affrontare la questione Vannacci. È stato voluto vice segretario da Salvini, poi ha abbandonato la Lega ed oggi è il più grande concorrente della Lega, quindi io credo che quando accade che insomma, chi è causa del suo mal pianga se stesso, si verrebbe da dire, in particolare a chi ha voluto Vannacci sapendo che questo avrebbe snaturato diciamo, la Lega degli anni 90, la Lega delle origini. Roberto Vannacci dunque, il leader di Futuro Nazionale, si aggira come uno spettro all'interno del centrodestra? Vannacci potrebbe essere una questione che debba preoccupare tutto il centrodestra, perché lui è più impegnato a fare opposizione al centrodestra e credo purtroppo in maniera con volontà o meno a favorire il centrosinistra. Se Fratelli d'Italia non commenta, Calligaris sotto certi aspetti rilancia, sempre però nel proprio campo, e Forza Italia al momento prova in qualche modo a smarcarsi, tenendo in considerazione che politicamente Vannacci di poco potrà spostarsi dal centrodestra. È chiaro che non ci ritroviamo nello stile vannacciano e riteniamo che possa anche essere un fuoco di paglia, perché la strada fino alle elezioni è ancora molto lunga e comunque noi siamo forti dei nostri valori, dei nostri ideali e su questi cercheremo di costruire una proposta di governo importante. È proprio un crescendo nella società, tra un elettorato chiaramente che vede in questa figura un nuovo riferimento, quindi una realtà crescente con cui dobbiamo chiaramente comprendere quali saranno le regole di ingaggio nelle prossime alleanze, in un prossimo imminente futuro.
Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera l'assestamento di bilancio da 16 milioni di spesa corrente e 182 milioni in conto capitale. Via libera anche al recinto di Piazza Libertà, ma l'assenza dei fondi per l'opera ha scatenato la bagarre in aula. All'opera recinzione Piazza Libertà ho fatto una richiesta agli uffici che mi hanno risposto che non solo il finanziamento non è stato concesso, ma non è stato neanche richiesto. Il consigliere Barbo è stato bravo a evidenziarlo. Avevamo notato che se andavamo a cercare informazioni rispetto all'annunciata recinzione di Piazza della Libertà, non trovavamo alcuna informazione né sul progetto né sullo stanziamento. Loro hanno fatto una battaglia contro la chiusura di Piazza Libertà e si concentrano poi su un argomento lasciando altro. Allora io volevo sottolineare a tutti quanti che aver votato ieri questo assestamento non è cosa da poco, perché il limite massimo era il 31 luglio, quindi siamo quasi di 2 mesi in anticipo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà si ha la possibilità di spendere prima i soldini. La seduta del Consiglio Comunale sull'assestamento al bilancio, poi approvato dalla maggioranza per 16 milioni di spesa corrente e 182 in conto capitale, si è infiammata ieri sera sulla questione dei fondi per la recinzione di Piazza Libertà. Il capogruppo PD Barbo ha chiesto di chiarire le fonti del finanziamento che, nonostante sia stato annunciato in conferenza stampa, a oggi ancora non c'è. Dopo una lunga sospensione dei lavori è arrivato il chiarimento dai dirigenti. I fondi effettivamente non sono ancora stati richiesti alla Regione, ma ciò non impedisce all'amministrazione di inserire comunque la spesa in assestamento. Mi vengano a raccontare che mettendo dei cancelli si ferma la rotta balcanica, signori, cioè, infatti l'ho esplicitamente detto, ditemi perché ci credete. Abbiamo scoperto Barbo da una parte che il finanziamento non era stato minimamente nemmeno richiesto e io ho chiuso con l'informazione e certo non lo possono richiedere perché il bando quest'anno non è stato ancora definito. Tante volte non si ha la percezione di cosa vuol dire, e questo l'ho detto in consiglio più volte, cosa vuol dire avere un bilancio virtuoso. No? In tanti comuni d'Italia, tantissimi, i bilanci sono in rosso, non si riesce, si corre sempre dietro, il bilancio non si fa a dicembre, poi no, invece noi abbiamo la fortuna di aver pagato più di qualche debito che si aveva, quindi in realtà si è riusciti a tirar fuori, no? Quindi si guadagna gli interessi che si pagavano, non si paga più. È un bilancio assolutamente virtuoso e se si riesce a fare quello che siamo riusciti ieri, quindi portare con 2 mesi di anticipo quel che è la possibilità ai vari settori di spendere soldi, è qualcosa di grandioso. E dopo la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, il consigliere PD Luca Salvati rileva come tutti gli emendamenti proposti dal suo partito siano stati bocciati, compresi quelli relativi ai centri estivi. Beh, è palese che la giunta di piazza non vuole sentire nessuno. Ieri sera in fase di variazione di bilancio abbiamo presentato diversi emendamenti per chiedere la manutenzione di strade, via Ginnastica, via Marchesetti, ma tante altre, la manutenzione e l'ampliamento di aree gioco e soprattutto tanti fondi per i centri estivi, visto il numero considerevole di bambini rimasti fuori dalle graduatorie. Tutti bocciati, lamenta il consigliere Salvati, gli emendamenti presentati dal Partito Democratico in sede di discussione dell'assestamento al bilancio, anche quelli che miravano ad ampliare la platea dei bambini e dei ragazzi che possono partecipare ai centri estivi e ricrestate del Comune. Questi emendamenti ci sono stati richiesti dai cittadini, quindi non sono gli emendamenti del PD. Questo vuol dire non tener conto delle richieste dei cittadini. Nonostante quello che prendiamo atto è che non sono bastati i dati emersi in questi giorni sullo stato di non gradimento da parte del lavoro svolto dalla Giunta per far cambiare la loro rotta. Ospite dell'anteprima del telegiornale delle 13:20, l'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio ha illustrato un emendamento passato ieri in Consiglio Comunale a favore di chi non è riuscito ad iscrivere i propri figli ai centri estivi comunali, ma ha anche messo in guardia le scuole da una truffa a loro danno.
Il penultimo giorno di scuola ieri ha coinciso con il passaggio in Consiglio Comunale di un emendamento voluto da Fratelli d'Italia dedicato alle famiglie che per i propri figli non siano riuscite a trovare un posto nei centri estivi comunali. Sono stati stanziati 100.000 euro per dare un contributo alle famiglie che non trovando posto nel sistema educativo comunale sono costrette, diciamo così, a trovare spazio nel mondo dei centri estivi privati, e quindi ecco, c'è questo ulteriore supporto che si è individuato. La notizia è stata resa nota oggi durante l'anteprima del telegiornale delle 13:20 dall'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio, il quale però ha messo in guardia da una truffa che riguarda le scuole e che è stata segnalata da poco. Sembra vi sia una persona che contatta le scuole e che chiede il rimborso di un contributo erogato per errore dal comune, facendo appello poi in qualche modo toccando un po' la sensibilità delle persone, forse facendo riferimento, non ho ben compreso, a dipendenti che hanno sbagliato, quindi anche cercando un po' l'emotività. Ecco. De Blasio ricorda che tutta la comunicazione ufficiale che intercorre fra il comune e le scuole avviene attraverso lettera o altro tipo di comunicazione, ma soprattutto attraverso personale identificabile e rintracciabile e non attraverso una telefonata. Nel caso questo accadesse, io credo sia opportuno che chi ritiene di essere stato vittima o di essere vittima di una richiesta di questo tipo avvisi subito la polizia locale o chiami gli uffici preposti del comune. Si è svolto oggi a Roma un tavolo sulla situazione Startech. L'azienda ha accennato al possibile ingresso di 2 nuovi partner, la Multilane americano-libanese specializzata nelle attività di data center e Soleto, una società che si occupa di cablaggi. Tuttavia, almeno secondo i sindacati, non si può dire che il piano industriale sia stato rimesso in carreggiata e il tavolo, stante anche la posizione del governo, sarà riconvocato il 7 luglio alle ore 14. I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto certezze sull'ingresso dei nuovi soci e ricordato che a fine giugno scade il contratto di solidarietà indispensabile per le garanzie salariali ai lavoratori e per accompagnare il piano industriale. I sindacati restano fortemente preoccupati per una situazione che a loro dire rimane ancora poco chiara. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo con altri servizi, rimanete in nostra compagnia. Rientriamo in studio, si svolgeranno sabato alle 15:30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore i funerali di Benito Rocco, il manager delle assicurazioni generali scomparso sabato scorso. Nel prossimo servizio un breve ritratto del professionista e della persona. Per Benito Rocco, il manager delle Generali scomparso qualche giorno fa a 91 anni, il mondo dell'impresa andava affrontato con la medesima applicazione destinata allo sport e forse da qui, oltre che dal carattere, gli derivava quell'equilibrio determinato ma come dire gentile che si poteva riscontrare quando si avvicinava alla persona. Nato a Venezia dopo le esperienze in Geda, IBM e altre realtà imprenditoriali, Rocco approda alla Compagnia del Leone negli anni 70. Ricoperti ruoli apicali anche all'estero, ne diventerà direttore generale. A Benito Rocco si deve la fondazione della Scuola Generali di Mogliano Veneto, ma anche la nascita di Genertel, una delle prime compagnie assicurative italiane telefoniche ed online. Traguardi importanti certamente, ma anche momenti dal quale far partire nuove sfide professionali, ma anche sportive. Benito Rocco praticò il rugby, gioco di squadra, il tennis e il tai chi, discipline che portano con sé equilibrio e costanza, ed anche il trekking d'alta quota, che comporta il gusto della scoperta e la possibilità di misurarsi con i propri limiti. Preparazione, impegno, curiosità, strumenti indispensabili nella vita privata, professionale e appunto nello sport. Questo rappresentava Benito Rocco e forse queste sono le parole attraverso le quali la moglie e le 3 figlie desiderano sia ricordato.
Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, gli Autovelox. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, specificando che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo ed omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego. Il Ministero sottolinea la soddisfazione del Ministro, per il quale l'obiettivo primario resta quello di garantire la massima sicurezza sulle strade, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per far cassa alle spese dei cittadini. Il gioco d'azzardo è in forte crescita in Italia e la nostra regione non fa eccezione. Aumentano il giro d'affari, la spesa pro capite e il gioco online che coinvolge e crea dipendenza in modo allarmante, soprattutto tra i giovani. Lo dicono i dati di un report di Federconsumatori. Il valore delle somme raccolte nell'arco dell'anno, quindi parliamo del 2025, sono stati di 165,340 miliardi, che sono il 5% in più sull'anno precedente. È la cifra record del giro d'affari legato al gioco d'azzardo in Italia, secondo l'indagine realizzata da Federconsumatori in collaborazione con CGIL e Fondazione Iscon, che traccia un quadro allarmante del fenomeno, con perdite nette per gli italiani di quasi 22 miliardi e una spesa media annua pro capite di oltre 3.200 euro. In Friuli Venezia Giulia la raccolta complessiva ammonta a 2 miliardi e mezzo di euro, oltre 1 miliardo nella sola provincia di Udine, seguita da Pordenone, 596 milioni, Trieste 450 e Gorizia 358. Dovremmo valutare in maniera totale una sorta di bilancio sociale dell'azzardo. Le entrate sono certamente inferiori alle uscite. Pensiamo ai costi sanitari che genera questo tipo di attività, non solo strettamente sanitari, quindi si tratta di verificare che cosa spende lo Stato per curare le dipendenze, che cosa spende lo Stato per favorire comunque aiuti ai bisognosi e anche a soggetti fragili che vanno in una sorta di impoverimento continuo. Il boom è trainato dall'azzardo online che in Italia ha superato i 100 miliardi con una crescita del 221% rispetto al 2018. Gli utenti online stimati sono 4,8 milioni con una crescita allarmante tra giovani e giovanissimi. La facilità di accesso ai siti web aggira i divieti per i minorenni, avvicinando anche gli adolescenti al gioco patologico. Quindi se non c'è un intervento serio sulla regolamentazione anche della pubblicità, noi non proteggiamo i nostri giovani. Ecco, quindi questo è un altro elemento di riflessione che ci deve vedere tutti quanti interessati e tutti coinvolti. C'è una nota della deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani sulla Startec. Al tavolo del Ministero oggi si è visto un barlume di luce per il futuro, ma per ora ci sono ancora più ipotesi che certezze. Comunque bisogna fare presto perché i tempi stringono con gli ammortizzatori sociali in scadenza. L'azienda è valida, i lavoratori sono qualificati, il mercato c'è ed è strategico, ma si devono individuare chiaramente e concretizzare i soggetti che hanno le carte in regola per investire nello stabilimento triestino. Seguiamo, si chiude la nota della Serracchiani, con attenzione il lavoro del Ministero, convinti che il patrimonio di Startec non debba andare disperso, ma anzi valorizzato ed attualizzato. Verso la decarbonizzazione industriale, Trieste punta all'energia pulita integrata con il trasporto pubblico locale e il progetto Zona Industriale Net Zero. L'obiettivo in visione strategica di ottimizzare il consumo energetico principalmente della zona industriale. L'ottimizzazione dei consumi in vista della promozione della sostenibilità ambientale delle attività produttive, da estendersi al contesto cittadino, coinvolgendo anche il trasporto pubblico locale.
È il progetto Zona Industriale Net Zero, il consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, meglio conosciuto come Coselag, si è dotato di uno studio di fattibilità tecnico-economica focalizzato su energia, efficientamento e risparmio energetico. L'obiettivo principale è l'individuazione del potenziale sviluppo delle fonti rinnovabili nella zona industriale di Trieste. Il piano è stato realizzato grazie al sostegno fondamentale della Fondazione CR Trieste e del Comune, insieme al contributo scientifico del Centro Interdipartimentale per l'Energia, l'Ambiente e i Trasporti Giacomo Ciamician dell'Università di Trieste. Il lavoro svolto ha permesso di individuare e proporre le misure per favorire il passaggio a una società industriale a basse emissioni di gas climalteranti. Sono state prospettate soluzioni che di fatto in parte le vediamo già attuate nel territorio, la produzione di idrogeno verde all'interno del contesto dell'Hydrogen Hub e l'idea di poter consumare questo idrogeno utilizzandolo in parte nei processi produttivi oppure per nuovo carburante per il trasporto. È stato evocato non a caso il teleriscaldamento nel tentativo, ipotesi di poter recuperare per esempio i cascami di calore del termovalorizzatore. Altre soluzioni sono più immediatamente praticabili e sono le best practice che le aziende potrebbero adottare all'interno del loro contesto produttivo. Banalizzo, dal cambio dei serramenti a introdurre invece delle soluzioni nel ciclo produttivo che deve essere tarato ovviamente sul tipo di produttività. Gli impianti fotovoltaici è una pratica di efficientamento che la Regione, per esempio il Friuli Venezia Giulia, supporta in maniera importante con una serie di contributi che ha già previsto negli anni precedenti, che continua a proporre alle aziende e anche ai cittadini proprio per abbassare le emissioni climalteranti nel nostro contesto. Due notizie prima di chiudere. Le previsioni per i prossimi mesi sono quelle di un aumento di arrivi, dato sia dal periodo estivo ma anche dal fatto che le condizioni geopolitiche internazionali sono peggiorate. Quindi le persone arriveranno a Trieste in numero maggiore dall'Afghanistan sicuramente, che rimane il primo paese di provenienza, poi anche dagli altri paesi. Dovremo capire ad esempio i flussi dall'Iran e dalla Palestina, che sono ancora molto contenuti ma che potrebbero cambiare di tanto. Lo ha detto all'ANSA Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, parlando a margine della presentazione del rapporto della Fondazione Migrantes in merito alla situazione dei migranti a Trieste in vista dell'estate. Quanto alla situazione attuale, continuano a mancare servizi essenziali, ha aggiunto Schiavone. Penso ad esempio ad una mensa pubblica, ma soprattutto al fatto che non vengono ancora affrontati i nodi strutturali, quindi non sono significativamente aumentati i trasferimenti e non c'è un sistema di bassa soglia di emergenza per le persone che arrivano in qualunque momento, compresa la notte. Serve, dice ancora Schiavone, un intervento istituzionale più forte e in questo periodo a Trieste, secondo Schiavone, dormono ancora per strada non meno di 100 persone. E la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la riforma del governo del territorio. Lo ha annunciato l'assessora regionale alle infrastrutture Cristina Amirante, ricordando che la legge urbanistica è la cornice normativa indispensabile per procedere all'approvazione del piano di governo del territorio, appunto. Tra i cardini del DDL, Amirante sottolinea il passaggio a una pianificazione basata su 3 pilastri: le infrastrutture principali, viarie e ferroviarie, il sistema insediativo e le infrastrutture verdi e blu. L'obiettivo finale è tutelare il modello di regione policentrica costituita da tanti piccoli comuni, garantendo al contempo semplificazione procedurale e il contrasto al consumo di suolo attraverso il principio del bilancio ecologico. Dopo di noi, per chi ci segue in diretta, il consueto approfondimento del martedì con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Io vi saluto e vi ricordo che noi ci vedremo già domani a partire dalle 7 con Sveglia Trieste, che da qualche giorno dura un quarto d'ora in più. Buon proseguimento di serata a tutti, ci vediamo, grazie, buona serata.